La tenerezza del tuo sguardo ha addolcito per sempre i nostri cuori e illuminato le nostre esistenze. Così mamma Monica e papà Claudio hanno voluto ricordare il loro piccolo Rocco, spentosi a soli 24 giorni, stroncato da una forma di pertosse. Nell'epigrafe la frase, la foto del loro bimbo e poi un ringraziamento al personale medico e infermieristico dell'ospedale di Montebelluna e al reparto di terapia intensiva pediatrica di Vicenza e Padova. Un dolore troppo grande per trovare consolazione, una morte che ha sconvolto l'intera comunità di Biadene e di Montebelluna. Rocco era venuto alla luce lo scorso 3 ottobre, il parto era andato bene e così mamma e neonato avevano potuto far ritorno a casa dal papà e dai 2 fratelli maggiori. Poi però, una decina di giorni fa, sono comparsi i primi sintomi della malattia, una sospetta forma di pertosse che con il passare del tempo si è aggravata. Il piccolo è stato trasferito d'urgenza, prima a Vicenza, poi all'ospedale di Padova, dove domenica purtroppo il suo cuore ha smesso di battere. Siamo dispiaciuti e vicini ovviamente ai familiari. La situazione purtroppo lo sappiamo, la pertosse è una patologia che colpisce i minori e può succedere, come è successo, che sia talmente aggressiva da portare via la vita a un bambino. Giovedì sarà il giorno dell'addio, quando tutta la comunità di Biadene si stringerà intorno ai genitori, ai fratelli e ai familiari del piccolo Rocco per l'ultimo saluto alle 11 nella chiesa parrocchiale. Mercoledì, momento di preghiera alle 18, quando verrà recitato il rosario in ricordo di questo angioletto volato in cielo troppo presto.